Buonasera, bentrovati a Meteo Weekend con il tempo che è in via di peggioramento, non un peggioramento intenso, però insomma non sarà certo più bello come è stato ieri, negli ultimi giorni, con l'aria secchissima, la visibilità davvero impressionante. Bellissime giornate, ora si va verso un periodo più instabile che coinvolgerà anche le festività pasquali. Non mancheranno delle aperture, soprattutto a Pasqua, però insomma diciamo che ci sarà anche l'occasione per delle piogge e qualche rovescio. Di cosa parliamo questa sera innanzitutto? Perché le previsioni come sempre vanno naturalmente, le approfondiremo nella seconda parte della trasmissione. Parleremo dell'aurora polare o aurora boreale nel nostro emisfero, aurora australe naturalmente nell'emisfero sud. È un fenomeno estremamente affascinante dal punto di vista estetico, anche un fenomeno naturale che si presenta con della luminosità, dei giochi di luce nel cielo. Qui vediamo una prima immagine scattata dall'esterno del nostro pianeta e vediamo proprio quel circolo con colore verde e giallo. Questo qui è diciamo, un fenomeno, un'aurora vista dallo spazio sulla nostra Terra. Anche da terra lo spettacolo è meraviglioso. Prima di accennare a qual è il meccanismo che lo genera, vi presento gli ospiti che sono stati in viaggio fino nell'estremo nord, nella Finlandia più settentrionale, per osservare e registrare anche delle immagini di questo fenomeno, quindi dell'aurora boreale. Bene, a partire dalla sinistra del teleschermo abbiamo Gabriele Menis, fotografo. Ciao Gabriele, e Fabio De Stefano. Buonasera Fabio, grafico ma anche appassionato di meteorologia. E di meteorologia un po' parleremo anche questa sera, perché quando sono stati in Finlandia diciamo, hanno toccato con mano quello che è quest'inverno, cioè un inverno molto particolare, soprattutto mite. Ecco, dicevamo dell'aurora boreale, ecco qui un'immagine di esempio. Vedete queste luci con questa forma particolare dovuta alla geometria un po' del campo magnetico terrestre, che fa sì che il plasma, il vento solare, diciamo in qualche modo ecciti le particelle della ionosfera terrestre e quando queste tornano al loro stato normale emettono della luce, dei fotoni emettono della luce e su varie lunghezze d'onda. Le aurore di solito hanno colorazioni che vanno dal verde al giallo, anche al rosso, diciamo, in certi casi. Dicevo, sono visibili soprattutto intorno ai due poli magnetici terrestri, però in talune occasioni, quando l'attività solare è particolarmente intensa, possono scendere, cioè possono essere visibili a latitudini più basse, in Scozia, qualche volta in Inghilterra. Raramente, circa ogni 500 anni, c'è un'aurora molto più intensa del solito e quindi visibile naturalmente su zone più ampie del nostro pianeta. Ecco, qui vedete un'esemplificazione con il Sole, questo plasma, particelle, soprattutto protoni ed elettroni, che raggiungono la Terra protetta dal suo campo magnetico, le fasce di Van Allen, e diciamo però per una questione così di fisica c'è un'interazione col campo magnetico interplanetario, fatto sta che alcune particelle riescono a raggiungere le zone polari, i poli magnetici, e danno luogo a questo magnifico spettacolo naturale. Bene, Gabriele e Fabio hanno deciso di risalire l'Europa fino al nord estremo per andare ad osservare questo fenomeno nella speranza di cogliere delle immagini. Sono riusciti a cogliere, ne vedremo naturalmente fra poco, anzi la regia può già tranquillamente mandare in onda alcune fotografie. Beh, qui anche diciamo, le zone dove credo abbiate in qualche modo alloggiato. Innanzitutto, chi vuole iniziare? Gabriele, ci puoi dire un po' come è nata l'idea di questo viaggio, che mi pare risale all'anno scorso? Sì. In realtà. Questo viaggio per catturare le aurore boreali lo progettavamo già da tempo. L'anno scorso siamo saliti in Lapponia, però nel sud della Lapponia, quindi nella zona di Rovaniemi, sempre Lapponia finlandese. Quest'anno invece siamo spinti ben più a nord, alla zona di Inari e Ivalo, che è 300 km a nord del circolo polare artico, e quindi con maggiore possibilità di catturare questo fenomeno naturale. Siamo partiti
attorno al 20 febbraio, rientrando poi ai primi di marzo, facendo quindi un certo numero di notti proprio nella zona, quindi c'erano ovviamente maggiori possibilità di avvistarla. C'è da dire che il meteo non è stato proprio dalla nostra parte. Qui apriremo, no, una parentesi, Sì, volevo infatti. intanto far notare le ombre abbastanza lunghe, Sì, no, sulla superficie innevata o ghiacciata, perché benché febbraio comunque il sole è abbastanza basso, no? Sì, sì, c'era comunque già il ciclo diurno, notturno. Sì, c'era, diciamo che in quel periodo la durata del giorno e della notte è simile alle nostre zone nello stesso periodo, quindi il sole tramontava attorno alle 6 di sera e sorgeva alle 8 di mattina circa. Quindi avevate parecchio tempo comunque per infatti, la notte per riprendere. Le notti insonni proprio per cercare di catturare questo fenomeno. Dicevo appunto che il meteo non è stato molto favorevole perché oltre ad essere temperature ben più alte della norma, c'era il problema delle nubi che continuavano a imperversare, erano quasi ogni sera presenti, nevischio, nubi, nevischio continuamente, quindi era anche difficile riuscire a osservarle, però abbiamo avuto anche dei momenti fortunati in cui siamo riusciti a vederle e a fotografarle. Ecco Fabio, nevischio nubi, ma anche pioggia, mi pare, il che è stato, forse non ve lo aspettavate, no? Molto questo. No, decisamente. Forse neanche i finlandesi del nord. Decisamente non si aspettava nessuno, questo inverno è stato anomalo dalla Sicilia fino alla Lapponia, abbiamo avuto per 2 mattine di seguito pioggia con +1, +2 gradi, quando invece in quella situazione, in quel contesto, in quel periodo dovevano esserci -20, -25 gradi, magari cielo sereno, perché solitamente ci sono correnti che vengono da est-nord-est con l'aiuto dell'orso polare, chiamiamolo noi, cioè l'HP russo-siberiano, sì, HP, l'alta pressione, russo-siberiana, e questa figura mancava. Quindi continuavano ad arrivare queste correnti dai quadranti meridionali, un po' umide, e quindi abbiamo avuto quella pioggerellina, temperature di +1, +2. Sì, questo mi dà l'occasione per ricordare che febbraio, anche a quelle latitudini, è stato un mese estremamente mite, anche le isole Svalbard, che sono ancora più a nord di queste zone che avete visitato, hanno registrato temperature estremamente alte, anche 15 gradi sopra la media, quindi insomma si è fatto sentire questo periodo del tutto anomalo. Comunque il ghiaccio c'è, la neve anche, qualche schiarita l'avete avuta. Innanzitutto in che ambiente avete lavorato? Chi vuole parlare di voi? Abbiamo operato, diciamo, nella zona appunto di Inari, che si trova in un piccolo paese che si trova su un enorme lago ghiacciato, che è il lago più grande della Finlandia, e quindi eravamo in un cottage, diciamo in una casetta sulle sponde di questo lago, e potevamo appena fuori casa andare sulla superficie del lago, avevamo una visuale molto ampia, quindi l'orizzonte libero, riuscivamo appunto a vedere anche le aurore più basse, più sfuggevoli, diciamo. Sì, qui vediamo anche qualche abitante della zona, che forse ce n'è più che persone, no? Sì, infatti, il renne è un po' l'animale simbolo della Lapponia, quindi ce n'era in gran quantità e ovunque, in tutte le foreste, era proprio presente in gran numero. È un animale semidomesticato, quindi viene allevato per la carne, anche per la pelliccia, per proteggersi dal freddo e quant'altro. Diciamo ci sono molte attività, quindi molte fattorie e quant'altro che sì, nonostante sia un posto abbastanza sperduto, no? Sì, infatti, nel nord. Dal punto di vista delle osservazioni, operavate quasi sempre di notte, ma ci volevano appostamenti anche lunghi nell'attesa di qualche schiarita? Sì, infatti, ovviamente l'aurora è visibile di notte, nelle ore notturne, le attese erano comunque abbastanza appunto lunghe, perché l'aurora è un fenomeno molto sfuggevole e può manifestarsi anche per pochi minuti, può poi andarsene per lunghe ore, può non essere presente, quindi bisognava sempre essere pronti e allerta, insomma, anche controllando in diversi... Ecco, qui vediamo appunto la prima aurora che abbiamo visto, che è la seconda notte che eravamo sul posto. Come vedete c'erano comunque delle nuvole, ma lo spettacolo era... Vediamo anche delle luci, no? Sì, infatti, lì alla zona, eravamo accanto a questo paesino, appunto sì. Inari. Per quanto piccolo? Per quanto piccolo, però aveva le sue luci e il suo inquinamento luminoso, diciamo. Sono belle immagini, devo dire, e chiederei a Fabio
cosa vuol dire vederla dal vivo, perché sono sempre immagini estremamente belle quelle delle aurore polari. Secondo me è qualcosa di travolgente dal punto di vista emotivo. Corrisponde al vero questo? O l'hai visto, o l'hai osservato solo dal punto di vista così un po' asettico di quello che deve registrare delle immagini? No, beh, emotivamente sono delle bellissime, è bellissimo da vedere. Diciamo che noi siamo andati lì per quello scopo, quindi pregavamo proprio perché il cielo si liberasse, perché se no, non avendo un mese a disposizione, avevamo solo alcune notti, speravamo di sfruttare al meglio questa occasione, ecco. Qua si vede un colore molto, molto vivo, queste foto non sono state ritoccate, realmente così. Ecco, volevo chiedere, qui non è dato dall'esposizione, ma è proprio quello che si vede direttamente. Sì, ovviamente la pellicola accento, visto che comunque l'esposizione non è di 1 o 2 secondi, ma era anche... pellicola? No, in realtà ovviamente sono tutte foto digitali, quindi sì, infatti. Dipende un po' dall'intensità dell'aurora e il tempo di esposizione. In quelle più forti si può andare da 2, 3, 4 secondi anche a anche 20-30 secondi per quelle più 2, 3, deboli 4 o più. secondi, quindi vuol dire che non c'è una grossa sovraesposizione, tanto è vero che anche il cielo immagino sia abbastanza limpido, no? Al netto delle nuvole. Sì, sicuramente. Sì. Nonostante ciò non è che sono riprese tantissime stelle. Ecco qua. Ecco, qui si vedono anche le tonalità di violetto, diciamo. No? Sì, quindi... infatti, la parte più bassa normalmente sono di colore verde, poi la sommità, un po' le zone più alte, prendono diciamo, colorazioni viola e rosso. Qui vediamo un momento molto forte dell'aurora, l'attività abbastanza forte in queste ore. Molto bella. Questa è l'ultima sera che eravamo ecco, un premio infatti, per voi che avete... Un premio, un po' le sofferenze, avete sofferto. Sì, ecco, noi adesso siamo in chiusura, c'è la pubblicità, poi vi annuncio che oltre alle previsioni del tempo vedremo dei time lapse di questo fenomeno, quindi accelerato si vedranno anche un pochino i movimenti di queste luci nel cielo. Dunque, a tra poco, dopo la pubblicità. Di nuovo in studio con Meteo Weekend, è il momento delle previsioni del tempo mentre stiamo parlando di aurore boreali. Ecco la carta relativa ad oggi che ci mostra la discesa di questa depressione dal nord, nelle ore centrali era sulla Germania con i suoi minimi, nel nord della Germania, scende verso sud-sud-ovest ed in qualche modo interesserà con un po' di instabilità anche la nostra regione. Nell'immagine qui a fianco potete osservare anche, mostra le piogge in avvicinamento a ridosso dell'arco alpino, qualche pioggia anche già sul nord, su quelle zone in azzurro. Ecco, che cosa accadrà? Bene, questa depressione ci interesserà nella giornata di domani, poi si sposterà verso occidente e andrà a deprimersi il campo di pressione tra il Golfo di Biscaglia, la Bretagna, la penisola iberica e richiamerà dell'area più umida occidentale atlantica e questo porterà così un tempo un po' instabile, più instabile direi a Pasquetta che a Pasqua. Comunque questa è la situazione intanto per domani, sabato, questa notte fino al primo mattino delle possibilità di qualche pioggia a carattere sparso, più probabile sul settore centro-occidentale e comunque le piogge tenderanno a spostarsi sempre più verso ovest nel corso della notte, tanto è vero che al mattino se pioverà ancora, pioverà un pochino appunto sulle prealpi carniche, le zone del Pordenonese al confine col Veneto. Poi fase di variabilità, qualche apertura, ma dal pomeriggio nuovo aumento della nuvolosità a partire da est, questa volta qualche debole pioggia sul settore orientale, non grandi cose sinceramente, e segnalo però la possibilità di avere delle nevicate, queste la prossima notte, in un momento in cui lo zero termico sarà intorno ai 1600 metri, potrà nevicare anche fino a 1200-1300, poi nel resto della giornata il limite della neve si alzerà un pochino. Temperature fino a 20 gradi e venti prevalentemente nord-orientali, moderati lungo le coste. Passiamo pure alla situazione di Pasqua che ci interessa in modo particolare. Eccola qua, un cielo molto nuvoloso sulle prealpi, forse a tratti anche coperto soprattutto sul settore centro-occidentale,
la possibilità di pioggia a carattere sparso, qualche nevicata questa volta più in alto tra i 1500 e i 1800 metri, mentre sulla pianura, sull'alta pianura sarà un po' più probabile qualche locale pioggia, più difficile sul resto del territorio, che vedrà anche qualche apertura in più, ma comunque diciamo che qualche piovasco in realtà potrà cadere ovunque. I venti si dispongono meridionali tra sud e sud-est e la temperatura perde qualche cosa, andiamo sui 17 gradi nei valori massimi. Bene, andiamo avanti con la prossima carta che ci mostra la situazione. L'ho rimessa, pensavo questa settimana di passare al mare, ma c'è ancora molta neve in montagna, ne cadrà ancora, allora meglio dare ancora qualche informazione. Si scioglie la neve nei fondovalle, ormai è sparita, ce n'è comunque ancora molta in quota, come sempre col Gilberti in pole position. Attenzione al grado 2 moderato, rischio valanghe, perché cadrà della neve fresca, poi comunque c'è un'instabilità del manto nevoso per appunto questi strati diversi di neve. Quindi ancora attenzione chi dovesse andare a passare così la giornate di sabato, di domenica, anche di lunedì in montagna. Lunedì addirittura si innalza ancora un pochino il rischio valanghe. Bene, passiamo avanti, situazione che ci mostra l'inquinamento da polveri sottili sulla nostra regione in collaborazione con l'ARPA, settore qualità aria. Non ci sono problemi né sabato né domenica, qualcosa in più sempre sulla pianura pordenonese che risente del vicino Veneto, della pianura veneta, un po' più di inquinamento, ma insomma siamo ben sotto i livelli di guardia visto il tempo variabile. Andiamo ancora avanti per vedere cosa accadrà la prossima settimana che vede anche il ponte del 25 aprile. Ebbene, qui siamo a mercoledì 23, la solita depressione atlantica tra l'Islanda e la Gran Bretagna, un campo di alta pressione qui sulla Scandinavia, da noi un campo livellato, però sempre con la possibilità di infiltrazioni umide che tenderanno poi ad aumentare nella seconda parte della settimana. Il campo tenderà a deprimersi di più e di qua lo vediamo anche dagli scenari a lungo termine che, a parte diciamo, la prima parte della settimana con rischio di qualche pioggia, poi cala un pochino, ma torniamo a un periodo instabile anche per i giorni successivi, tra variabile e instabile. Ecco qui la situazione. Lunedì di Pasquetta probabilmente cielo nuvoloso con possibilità di piogge sparse, qualche rovescio, qualche temporale tra la pianura e la costa, anche qualche apertura, ma tendenzialmente insomma la giornata sarà instabile fino a 17 gradi di temperature. Poi martedì un pochino meglio, ma tra il pomeriggio e la sera instabilizzazione atmosferica con possibilità di locali rovesci e qualche temporale un po' su tutte le zone. Mercoledì solo in montagna nel pomeriggio, per il resto una giornata abbastanza buona, ma osserviamo il progredire verso il successivo fine settimana con un deterioramento possibile del tempo, in particolare tra il sabato 26 e la domenica 27, quando dovrebbe piovere un pochino di più. Come sempre siamo nel lungo termine, quindi vi invito a seguire tutti gli aggiornamenti che sono necessari quando si parla di così grandi distanze sul sito www.telefriuli.it e sulla nostra pagina Facebook dal lunedì al venerdì. Ecco, per il meteo è tutto, purtroppo non annunciamo un grandissimo tempo per queste festività, però torniamo a parlare con i nostri ospiti, Gabriele Menis e Fabio De Stefano, di aurore boreali. Loro sono stati dei viaggiatori che hanno deciso di andare ad osservarle direttamente. Abbiamo già visto prima delle belle immagini, qualche cosa sul tempo l'abbiei detto, non favorevole per la verità, in quelle zone spesso c'è bassa pressione, quindi non ci si può aspettare proprio dei lunghi periodi di stabilità, però la caratteristica del clima mite, di questo ne abbiamo parlato. Vogliamo dire qualcosa, fra un po' vedremo anche un cosiddetto time lapse, cioè un filmato accelerato dell'evento. Possiamo ancora dire qualcosa sul metodo di osservazione? Non so chi vuole intervenire. Sì, posso dire ad esempio come possono essere fotografate queste aurore boreali, quindi per chi avesse la fortuna di andare in zona. Non avete trovato altri da quelle parti, altri che... Sì, c'era qualcun altro, sì, c'era qualcuno che come noi si era recato in zona per fotografarle. Comunque è indispensabile avere un treppiede ovviamente ben solido per
sopportare anche il vento e le intemperie un po' di quelle zone, una reflex, quindi una macchina fotografica impostabile, diciamo, manualmente a livello di tempo, esposizione e quant'altro, l'obiettivo il più luminoso possibile, poi molta pazienza ovviamente, e uno scatto flessibile che sarebbe un sistema per poter scattare senza toccare proprio il pulsante della fotocamera, e poi obiettivi appunto luminosi, e poi provare e fare i test sul campo, e anche a seconda delle condizioni meteo, del luogo dove ci si trova e quant'altro si riesce a avere questi risultati. Ecco, quello che abbiamo visto, Fabio, è un gioco quasi pirotecnico. Il movimento in tempo reale riuscivate ad apprezzarlo? Sì, il movimento dell'aurora boreale dal vivo lo si nota, certo non così veloce. Certo. Si notano degli spostamenti di questo, chiamiamolo alone verde, un po' come delle tende, e lo si vede a occhio nudo, soprattutto quando l'effetto è molto forte, diciamo, e magari lo si ha sopra la testa. Invece quando l'effetto dell'aurora boreale è più in lontananza lo si nota molto di meno. Ecco, qui abbiamo notato anche, visto che è tutto accelerato, abbiamo notato anche il passaggio delle nubi, no? Più in basso si vedono le nubi e più in su. Si vede anche il movimento della Terra proprio che ruota, sì, quindi le la rotazione delle stelle sembrano muoversi. Avete, credo, avuto fortuna, non c'era vento, mi pare di capire. Sì, dipende, in alcuni momenti il vento era presente, in altri grazie a Dio non c'era, non disturbava, non c'era. Molto variabile comunque il tempo in zona, perché cambia molto rapidamente, proprio alternanza, come dicevo prima, di nuvole e sereno, quindi anche se la sera si ha il cielo nuvoloso e magari anche nevica, bisogna sempre stare molto attenti, perché in brevissimo tempo può anche liberarsi, come l'immagine che stiamo vedendo adesso. Adesso la vediamo a scatti, ad esempio, sì, 15 minuti prima era totalmente coperto e poi si è aperto, e quindi abbiamo avuto la fortuna di vedere questo spettacolo. Quindi questa luminosità anche più o meno è quello che avevate? Sì, appunto c'erano dei momenti in cui l'attività era alta e quindi le aurore erano potenti, anche molto veloci, e altri in cui era come questa, ad esempio, era più calma, diciamo. Infatti si vede che è un accenno di aurora, però molto, molto fugace, diciamo. Ecco, quante giornate avete potuto utilizzare per l'osservazione vera e propria, cioè al di là del maltempo, del brutto tempo? Per quanto riguarda le nottate in cui siamo riusciti a vederla, 5 nottate su 7 sul posto, quindi insomma, nonostante tutto ci è andata anche abbastanza bene, insomma. Anche se alcune nottate solo per 1 o 2 ore, quindi non nottate completamente serene, ma appunto, come dicevo prima, un'alternanza continua di variabilità. Fabio, come mai avete deciso di andare insieme? Lui è fotografo, no? Si può anche... Sì. La tua cos'è? Una passione per... La mia è una passione per il Grande Nord, la mia è una passione per il freddo, per la neve, per quei posti proprio. Noi siamo stati assieme e avevamo fatto, mi sembra, la trasmissione nel 2009, siamo andati nell'agosto del 2008 in Islanda. A parte che, vabbè, ormai siamo, diciamo, una coppia collaudata per questi viaggi, ma il fatto che ci sia poco uomo, c'è tanta natura in quei posti, lì la gente è vera, lì ti dimostrano anche la loro simpatia, il loro affetto, sono molto cordiali. Questo l'abbiamo visto sia in Islanda che in Finlandia. Ma poi il fatto di vedere questi paesaggi, noi siamo abituati ad avere i boschi, ad avere le montagne, e quindi non vediamo l'orizzonte molto distante. Invece qua si vede l'orizzonte, soprattutto in questa foto, con le colline molto basse, dà un senso di infinito e di pace, di tranquillità, dove la natura regna. E quindi è il massimo per noi, che magari tra parentesi ci chiamiamo un po' esploratori, diciamo. Ecco, che tra l'altro credo che l'effetto dell'aurora sia di dare ancora maggiore profondità, no? Sicuramente, quando la noti di notte e non hai solo qualche alberello che ti divide il tuo sguardo tra appunto te e l'orizzonte, vedi questa grande cosa che è la natura. Gabriele, un'esperienza consigliabile anche ad altri?
Sì, sì, sicuramente. Anche non necessariamente appassionati, no? Sì, anche se è difficile che... non appassionarsi. Poi. Sì, infatti, credo che comunque l'Aurora sia uno spettacolo che auguro a chiunque di vederlo almeno una volta nella vita. Quindi forse si organizzerà qualcosa più avanti? Sì, c'è l'intenzione dal prossimo inverno di organizzare dei viaggi, workshop fotografici, portare delle persone, quindi per riuscire a fotografare e a vedere questo spettacolo. Così si rattrista però Fabio perché è troppa gente, lui vuole stare con l'orso. Bene, su queste belle immagini abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione e quindi non mi rimane che ringraziare sia Gabriele che Fabio per essere venuti qua, per averci portato questo bel filmato. Darvi appuntamento a venerdì prossimo, anche se il 25 aprile ci saremo, e naturalmente auguro a tutti buona Pasqua, buone festività pasquali, nonostante le gocce che potrebbero ogni tanto cadere. Buonasera a tutti.